Io credo che il Giro d'Italia non possa rinunciare una volta all'anno a venire nella provincia di Belluno perché le montagne sono qua, no? Direi che è un momento molto importante per l'economia e anche un momento molto importante per la promozione. Un momento molto importante per l'economia e anche per la promozione della provincia di Belluno, che negli ultimi anni ha stretto un legame forte con il Giro d'Italia. Belluno con la cronoscalata del Nevegalle, poi Cortina e Feltre, oggi lungo i tornanti della vecchia 51 di Alemagna per sconfinare fino su Alvaionte e domani a Longarone. Impossibile non imbattersi nel colore rosa, gli amanti del ciclismo hanno riempito gli alberghi. Finalmente, dai, a parte che una rondine non fa primavera, diciamo, però intanto buona anche quella. I vecchi una volta dicevano per il secco è buona anche la tempesta, perciò per noi qua in questi momenti tutto va bene. Giro d'Italia magari prima di tutto ci darà lustro come territorio, farà vedere le nostre bellezze che abbiamo e secondo luogo risana un po' anche le classi economiche, qualcosa aiuta, una tratta la pagheremo. In un momento come questo i fatturati si possono moltiplicare o mantenere con tante iniziative. Il Giro d'Italia è certamente una di queste, ma la vetrina è importante e l'occasione è troppo ghiotta per non manifestare una volta di più il disagio di una provincia che si sente abbandonata. Qualcuno ha detto che le strade andavano bloccate in questo momento, oggi dovevano essere bloccate, ma la montagna è troppo civile, troppo rispettosa del lavoro degli altri. Credo che la provincia di Belluno abbia un grande potenziale di sviluppo che ormai lo puoi prendere se ne sei capace. Dobbiamo discutere molto sul fatto se effettivamente ci meritiamo quello che abbiamo e tutti insieme dovremmo mettere un po' da parte campanilismi e lavorare insieme